Un incontro spirituale si terrà nel tardo pomeriggio di oggi a Porto Empedocle presso la chiesa di San Giuseppe Grandi Lavori sulla figura di padre Michele D'Antona, sulle orme della Beatitudine, un momento di preghiera che segue quello già fatto lo scorso 5 dicembre presso la Basilica dell'Immacolata ad Agrigento. Interverrà e approfondirà in merito il professor Enzo Di Natale che parlerà della figura del percorso religioso di Michele D'Antona, un uomo che ha lasciato un segno nella storia francescana, ecclesiale e sociale. Da parte nostra abbiamo scelto quest'anno di attenzionare questa figura perché possa essere modello di vita per i sacerdoti, per gli educatori, per gli insegnanti, per i genitori, perché noi dobbiamo avere a cuore le sorti della gioventù. Padre Michele D'Antona inoltre si dedicò per la formazione dei giovani cercando di andarli a trovare nei luoghi in cui si trovassero e dunque nelle campagne, per dare non solo assistenza religiosa, ma soprattutto quella formazione umana integrale tale da poter fare un ottimo cristiano e anche un ottimo cittadino. Infine mi sembra doveroso ricordare padre Michele D'Antona che si adoperò per la realizzazione nel cuore della Valle del Belice, appunto a Montevago, una casa di spiritualità seguito dalle educatrici proprio di padre Massimiliano Kolbe.